Secondo successo stagionale per Riccardo Verza della Zalfero Mobile Desiré Fior, che dopo la vittoria internazionale di Crani si è aggiudicato anche la 96esima edizione della Astico Brenta, andata in scena nella giornata di ieri sulle strade vicentine con partenza e arrivo fissato a Tezze sul Brenta. Ad abbassare la bandiera a scacchi il primo cittadino, Luigi Pellanda, che ha dato così il via ai 144 km allestiti in maniera perfetta dallo staff appassionatissimo di Adriano Zambon, nuovo patron di questa grande classica dopo la prematura scomparsa di Franco Cogo. Il nuovo tracciato prevedeva, dopo una parte pianeggiante iniziale, la scalata sino a Lusiana per poi scendere, affrontare lo strappo della Rosina e quindi il muro delle cave per poi ritornare in pianura sino a Tezze sul Brenta. Nelle fasi iniziali di corsa prendono il largo 11 atleti, ma la situazione torna a cambiare proprio quando si va sulle salite più impegnative di giornata. Nella finale il gruppo si ricompatta quando al traguardo mancano appena 15 km. A quel punto sono le maglie della Zalfero Mobile Desiré Fior a scatenare una bagarre furibonda. Ad avere la meglio di indovinare il momento giusto per andare all'attacco è proprio il 24enne di Este Riccardo Verza, che riesce a guadagnare 25 secondi sul gruppo e a resistere all'inseguimento pilotato dalle maglie della Iseo Rime Carnovali e della General Store SGB Fratelli Curia. Arrivo quindi in parata per il ragazzo diretto da Gianni Faresin e Ilario Contessa, che va a staccare la seconda vittoria stagionale che gli potrà essere utile per puntare finalmente al meritato passaggio al professionismo. Sul podio con Verza salgono il russo Ilya Shelgolkov e il veronese Christian Rocchetta. Il servizio completo della manifestazione in onda giovedì prossimo su Teleciclismo.